Continuano i flussi migratori. In totale sono 351 gli extracomunitari arrivati nella giornata di ieri, domenica, a Lampedusa, in 2 distinte operazioni di soccorso in mare di unità della Marina Militare impegnate nell'operazione Mare Nostrum. Il primo barcone con a bordo 76 migranti, tra cui 12 donne e un bambino, è stato recuperato dalla Cassiopea. Il secondo barcone, carico di 275 persone, è stato soccorso dalla nave San Marco ed adesso al centro d'accoglienza delle Pelagie ci sono complessivamente 680 persone, a fronte di una capienza massima di 350. Insomma, è emergenza continua a Lampedusa e mentre il sindaco Giussi Nicolini ha detto no al neosegretario del PD Matteo Renzi di far parte della direzione del partito in quanto preferirebbe un altro impegno, prosegue il dibattito sulle politiche che riguardano l'immigrazione e la cittadinanza. Commentando a Radio Vaticana le parole proprio di Renzi sulla Bossi-Fini e sullo Ius Soli e l'apertura del leader di Nuovo Centrodestra Alfano sulla cittadinanza, l'arcivescovo di Agrigento, Monsignor Francesco Montenegro, ha sottolineato come si avverta la necessità di cambiare qualcosa, perché ha proseguito le attuali leggi italiane sono datate, bloccate, ha concluso, sul pensiero di alcuni che sono riusciti a farle predominare su altre. E intanto è stato un successo l'evento artistico Extra, che ha visto sul palcoscenico del Palamoncada di Porta Empedocle esibirsi diversi artisti a favore di Lampedusa. Dice di partecipare, noi faremo una lezione di italiano più che altro, non è che faremo, perché abbiamo intenzione di inglese, mi avevi detto. No, italiano, perché un discorso di semantica e cose, perché vogliamo togliere dal vocabolario, siccome ogni anno si aggiungono parole nuove ai vocabolari, no? Noi quest'anno volevamo togliere la parola immigrazione. Perché parlare ancora di immigrazione? Non ne dobbiamo parlare più. Dobbiamo parlare di integrazione. Nel 2013, quasi 2014, ancora parlare, anche morire in questo modo è drammatico, cioè è gente che scappa, come noi scappavamo. E quindi anni fa è la stessa cosa, quindi dico, come noi provavamo determinate cose, loro a volte scappano da guerre, scappano da situazioni, dittature. E stiamo facendo subire le stesse cose, invece che abbiamo subito noi quando eravamo. Quindi non è che uno si chiede perché essere qui, come si fa a non essere qui stasera? Ma è una bellissima iniziativa, dobbiamo all'Ello e a quanti l'hanno affiancato in questa cosa, perché secondo me la musica è una grandissima forma di espressione, di comunicazione, perciò è il miglior mezzo per arrivare alla gente, è come sensibilizzarla se non dando questo proprio apporto. Cosa dire, io ho scelto un brano tra l'altro di Bob Marley, che è un Redemption Song, proprio che Bob Marley dobbiamo ricordarlo soprattutto perché si è battuto affinché ogni forma di razzismo venisse proprio annientata. Lui diceva che non doveva esistere il razzismo tra la gente, perciò ho scelto questo brano per far sì che la gente capisca che chiunque viene in Italia è allo stesso modo, fa la stessa cosa degli italiani quando siamo andati in un altro posto. Tra l'altro noi siamo stati accolti a braccia aperte, perciò perché non farlo con loro?